Le procedure sono ancora in corso. Da una prima verifica ci risulta che le procedure seguite in ostetricia sono tempestive a nostro modo di vedere e corrette, però ripeto è una prima analisi, non abbiamo ancora completato tutto il percorso di verifica. È questo quanto emerso dalle prime indagini sulla morte di una neonata mercoledì sera a poche ore dal parto avvenuto al San Bastiano. La direzione dell'Ulstre esprime vicinanza alla famiglia della piccola, una coppia di trentenni residenti a Romano de Zelino, e promette massima trasparenza sull'accaduto. Per ora di certo c'è solo la ricostruzione dei fatti. La madre, 33enne, alla 40ª settimana di gravidanza, è arrivata in via dei Lotti in piena notte attorno alle 2. Dopo un monitoraggio e una visita è tornata a casa per poi rientrare al San Bastiano alle 7:30. Le prime verifiche confermano un andamento normale della gravidanza fino a poco prima delle 9, quando i medici notano alcune perdite e una leggera sofferenza fetale. Si decide per un cesareo d'urgenza durato 3 minuti, dalle 9:10 alle 9:13. La bimba alla nascita presenta difficoltà respiratorie e viene intubata. Alle 13, visto il peggioramento dei parametri vitali, viene richiesto il trasferimento alla terapia intensiva neonatale di Vicenza, dove la piccola, battezzata con il nome di Marta, arriverà alle 15:45 per poi spirare alle 19:43. Restano ancora molti gli elementi da chiarire. Appurato un corretto e tempestivo percorso clinico in ostetricia, resta da capire se anche la pediatria, che ha preso in carico la piccola, abbia agito correttamente. Dubbi poi sembrano sorgere anche sul tempo trascorso tra la nascita della piccola e il suo arrivo a Vicenza. Le verifiche conclusive ci diranno se i tempi sono corretti in base ai protocolli. Per sapere dunque se la situazione è stata affrontata nel modo corretto, bisognerà attendere la conclusione delle verifiche in atto. Intanto il DG Roberti rassicura: il tasso di mortalità neonatale del San Bastiano non supera le medie nazionali. È conforme alla media nazionale e quella del Veneto. Purtroppo abbiamo avuto 2 casi recenti ravvicinati e quindi capisco che questo può diciamo, dare una percezione negativa diciamo, ai cittadini.